Finalmente la nuova palla, proviamola! Ragazzi, benvenuti in questa nuovissima serie in compagnia del dottor Crazy Stein e del mio assistente, sì, che parla, Rio. Ragazzi, questo è il primo episodio della nuovissima serie che ci sarà ogni settimana, ma mi raccomando, tantissimi like per supportarla al massimo. E iniziamo col primo esperimento. Oggi, ragazzi, inizieremo un esperimento. Senti assistente, senti, perché qua inauguriamo questa serie con un esperimento pazzo, ovvero con i petardi, fuochi d'artificio. Mi raccomando, ragazzi, non imitate quello che facciamo in questi episodi, perché è veramente pericoloso. Detto questo, cosa faremo oggi? Assistente, mi porti per favore tutti gli oggetti necessari? Ok, farò da solo, assistente, vado. Per questo esperimento, ragazzi, avremo bisogno di un Brewster, ovvero vedremo cosa succederà quando un petardo farà esplodere questo bel brustolone. Poi abbiamo una mela kaki, si dovrebbe chiamare così, però non chiedetemi come. Poi una pallina, quindi vedremo esplodere una bella pallina. E infine una bottiglia di plastica che mi sono dimenticato. Eccola qui, grazie assistente, grazie mille per averlo ricordato. Le do una nocciolina per ringraziare. Ecco, grazie. Se la sta mangiando. Iniziamo subito. È importantissimo togliere tutto quello che abbiamo nel tavolo, perché se no rischiamo veramente grosso di far esplodere tutto. Ovviamente però, oltre che ad avere il mio assistente Rio e tutto il mio materiale qui, abbiamo una palla, ragazzi. Questa palla ha dell'elettricità sopra e quindi è importante non toccarla, perché se la toccate, guarda, adesso provo, però mi raccomando non fatelo a casa. Vado, 3, 2, 1. Ragazzi, non dovete toccare questa palla, non dovete toccarla, ok? Iniziamo subito. Cosa succede se accendiamo un petardo e lo inseriamo in una bottiglia? Esploderà la bottiglia? Per prima cosa, ragazzi, proveremo con una mini cicciola, quindi una piccola bombetta di quartiere che inseriremo nella nostra bottiglia e poi faremo esplodere. Ovviamente dobbiamo mettere gli occhiali protettivi, è molto importante, ragazzi, mettere gli occhiali protettivi. Come li metto gli occhiali? Ok, sono riuscito a mettere i miei occhialetti. Perfetto, molto bene. E allora possiamo procedere con l'accendere una bombetta, metterla dentro una bottiglia e vedere cosa succede. Allontaniamo il tutto perché non dobbiamo rischiare tutto nella massima sicurezza. Accendiamo, 3, 2, 1. A terra! Oddio! Ragazzi, guardate qui! La bottiglia è piena di fumo! Non si riconosce più! Questa è magia! È magia! Oddio, ragazzi, guardate la bottiglia! È tutta piena di fumo! No! Wow! Non mi aspettavo! E non esce tutto veloce! Assistente, non esce tutto veloce! Esce piano piano! Vabbè! Grandi scoperte, Rio! Procediamo, ragazzi! Adesso lasciato via la... Ora una bottiglia di fumo e non esce mai il fumo. Vedremo come sarà tra qualche giorno. Vi informerò sul mio Instagram, crazy_med. Via la bottiglia. Non doveva andare così. Procediamo con un Viewstel. Apriamo il Viewstel, tutto bello aperto, insomma, così. Questa volta, ragazzi, accenderemo la nostra bella mini cicciola e la infilzeremo dentro il Viewstel per vedere cosa succederà. Devo stare molto attento qui questa volta, Vado, anzi no, facciamo così. Direttamente gliela metto dentro. No, non doveva andare così. E la lascio così. Così vediamo come si spappolerà il nostro Viewstel. Andiamo, vado ad accendere. 3, 2, 1. La nostra palla molto. Vado. Accesa a terra! È volato il Viewstel! Dov'è finito il Viewstel? Ragazzi, c'è una minestra di Viewstel a terra! Oddio! C'è un pezzo di Viewstel rimasto, regà! Oh mio Dio! Non pensavo il Viewstel si spappolasse a mo' di minestra!
Cioè, mi immaginavo qualcosa restasse, vabbè. Ma non perdiamoci in chiacchiere perché assistente lei lo sa. Ora è il momento della mela kaki, vabbè. Prendiamo il nostro bel mini cicciolo. E poi ragazzi, per quelli che sono arrivati a questo punto del video, a fine video ci sarà una sorpresa assurda. Direi che è arrivato il momento di infilzare la nostra mini cicciola dentro qui. Guardate qui, guardate qui. È veramente assurda. Pronto signor Rio? Mettiamola al centro tavola e accendiamo. A terra! Ragazzi, si è spaccato perfettamente a metà! Guardate qui, si è spaccato perfettamente a metà! Ma questa è magia! Rio! Ma lei lo capisce! Abbiamo scoperto un modo per... sì, se vuoi un arancio, metti la mini cicciola e lo spacchi a metà! Siamo arrivati alla parte prima del finale del video. Vedremo cosa succederà a mettere una bella pallina sopra una piccola mini cicciola, così da capire se veramente funziona. Alziamo gli occhiali, dobbiamo accendere la mini cicciola, piazzargli subito la pallina e scappare perché forse andrà a finire in testa a qualcuno. Accendiamo! 3, 2, anzi no, metto la pallina qui e poi gli poggio sopra la mini cicciola. Perfetto. Ok, così non si vede, facciamo così. Voilà. Perfetto ragazzi, guardate qui. Adesso vado ad accendere. A terra! Rio! Ho le orecchie stordite! Ho le orecchie stordite! Ma signori e signori, la pallina è intatta, non si è fatta niente, Rio. Va bene, lo so, la vuole lei. La vuole lei. Come non la vuole? Ma no, va bene, va bene. Eccoci qua, ragazzi. Un bel forno a microonde dei tempi di mio nonno. Va bene, adesso siamo arrivati alla parte bella del video. Sì, signori, adesso vi spiego tutto. Qua abbiamo dei petardi. Dei petardi, sì, proprio quelli bei potenti. Mi raccomando, non fatelo a casa. E se dovete scoppiare i petardi con i vostri genitori, ragazzi, abbiamo un petardo che è grossissimo. Guardate qui. Tutti sognano una volta nella vita di provare a scoppiare un petardo all'interno di un forno a microonde. Ditelo, io l'ho sognato la notte. Siamo pronti ad accendere il nostro petardo, signor Dio, a metterlo all'interno del forno a microonde e vedere cosa può succedere. Comunque... Signor Rio, lei ne sa qualcosa? Io ho avuto molta paura. Ok, forse sono stato un po' stupido. Via, fumo. Dobbiamo riprovarci, ma questa volta, ragazzi, questa volta ne accendiamo due. Sì, una mini cicciola e un petardo bello grande da mettere all'interno del forno a microonde. Forse dovrei chiuderlo, sì, avete ragione. Per vedere. Vado, 3, 2, 1, vado. Via! A terra! Rio! Ragazzi, per l'esplosione è saltato il coperchio, Rio! Ti rendi conto? Il primo episodio di quella... Forse non doveva andare così. Termina qui. Noi ci rivediamo dal dottor Crazy Stein e l'assistente Rio. Sì, lo so che sei bello. E like, iscrizione e campanella. E vado a farmi una doccia. Non so lei, ma io vado a farmi una doccia. E qua c'ho le viuste. Che schifo.